Amici bellini, ci sono due filoni di notizie che tengono banco in queste ore, o meglio si è partiti da ieri. Una non riguarda noi, perché non riguarda noi perché è Thuram ed è un argomento delicatissimo, pesantissimo, che va analizzato in un certo modo, e vedo che l'internet non lo sta facendo così. E l'altro è il libro di Spalletti, che ovviamente apre a tutta una serie di cose, di ricordi e di sensazioni. Quindi cominciamo. E faccio questo video un po' su richiesta di qualche amico bellino che me l'ha chiesto, e qualcuno che era un po' preoccupato e diceva ma non è questo il momento. Lo scrivo anche nel titolo, Luciano, non ora, non è il momento, perché rivangare, sfangare, risfangare, tutta una serie. Benvenuto Gabriele Peccan, benvenuto, non so da dove arriva questo nickname, ma io vi ringrazio sempre per il vostro supporto. Lasciate un like se vi pare. Non c'è un altro modo, semplicemente se vi va. E la questione Spalletti, perché poi la questione Thuram, io ho lasciato un Twix non su di lui e non sulla questione nello specifico, ma che riguardava una notizia di mercato di cui si è parlato quest'estate, ma non ci vorrei tornare, anche perché c'è la partita stasera e magari potrebbe uscire un contenuto dedicato se succede qualcosa di straordinario o di speciale o di tremendo, vediamo. Ma la questione Spalletti, il libro, il tempismo, e tutti si sentono ma perché adesso così? Io onestamente la prima cosa che mi sento di dire è che non cambia nulla, cioè io non credo che queste dichiarazioni o questi estratti dal libro possano dare fastidio all'ambiente, destabilizzare, cioè non aggiunge e non toglie nulla a quello che ognuno già pensa della situazione del Napoli, del presidente, del rapporto, la festa. Ecco, è più magari pensando alla festa che tutti speriamo di poter esplodere in città. Allora uno là si fa il problema e dice ma era un punto di attrito quella festa lì, ma io credo veramente che non sposti niente. Ci spostiamo noi, perché poi ognuno vuole vedere quello che vuole vedere, ma in realtà dal libro gli estratti sono tantissimi. Prima di tutto, se uno va a vedere ci sono tutte le storie di tutte le altre sue squadre. Noi pensiamo che esistiamo solo noi e quindi ci interessa solo la parte dove si parla del Napoli e della sua esperienza a Napoli. Ma c'è tutta la storia della Roma, c'è la storia dell'Inter, si potrebbe andare nel profondo. Io il libro ovviamente non l'ho letto, mi affido agli estratti e vediamo quello che è poi l'estratto che probabilmente tende a far discutere di più, cioè il rapporto con De Laurentiis. Prendiamo da Cronache, che ha fatto pure il rebranding. Se il presidente De Laurentiis si fosse comportato diversamente sarei rimasto a Napoli. È chiaro che una dichiarazione del genere fa sconquasso. Ho lasciato Napoli perché non avevo più la voglia di sostenere questo continuo conflitto caratteriale con Aurelio De Laurentiis. Ero stanco di fare battaglie per ogni questione. Il suo amore per il Napoli nell'anno dello scudetto lo dimostrò soprattutto quando cessò non solo di commentare le formazioni, ma anche di parlare in pubblico ai giornalisti. Questa, per esempio, è una frase che ovviamente sottolinea il fatto che De Laurentiis volesse mettere bocca su queste cose qua, ma anche un modo, se vogliamo, di... Dopo l'ultimo giorno di scuola ho preso 7, ma non me lo possono più mettere sul registro. Tanto vale fare durante la scuola. Di dare merito, perché il silenzio per De Laurentiis molto spesso è sofferenza, lui vorrebbe intervenire su tutto e quindi in questo caso dà merito, dice non hai parlato, e si potrebbe anche se vogliamo assimilare anche a questa stagione qua, dove De Laurentiis è stato abbastanza sulle sue in molte situazioni, non lo abbiamo sentito tanto, e questo conoscendo il personaggio è un merito che si può dare al presidente. Il suo eroico silenzio fece il paio con la mia scelta di vivere come un monaco nel rifugio di Castelvolturno. Due uomini molto diversi che facevano il loro voto di castità alla causa del Napoli. Non telefonò la sera che vincemmo il campionato né all'allenatore né ai giocatori, né al direttore né al team manager. Qualche tempo dopo il presidente mi fece recapitare una sua lettera scritta a mano. Esauriti in una riga e mezzo,
i formali complimenti per lo scudetto, mi sottoponeva alla necessità di attenermi al contratto, rispettando il suo prolungamento automatico per un altro anno. Nel suo entusiasmo al presidente viene facile dimenticare che dietro i contratti non ci sono solo dei dipendenti ma degli uomini. Come gli feci presente di rimando in una mia lettera, anch'essa scritta a mano, sarebbe stato utile e giusto parlarsi. Farlo magari avrebbe cambiato il corso delle cose. Se ci fosse stato più rispetto umano, più dialogo, più apertura su cosa ci volesse per rivincere, alla fine sarei rimasto. E ovviamente questa è una frase che lascia un po' il tempo che trova, perché non puoi mai sapere se e come, eccetera, eccetera. Però la riflessione che noi non dobbiamo aspettare Spalletti, perché noi lo sappiamo già e l'abbiamo fatta in precedenza, i contratti valgono quello che valgono, specialmente nel calcio, e ci sono dei momenti in cui tu devi andare un attimo oltre e capire con chi hai a che fare, la sensibilità, perché sappiamo che Spalletti è molto E chissà che cosa stavo dicendo, non ho idea. Riprendiamo il discorso dicendo che, per esempio, lui non parla solamente di noi, quindi se noi siamo ovviamente napolicentrici ci interessa: stai parlando di noi, devi stare zitto, dobbiamo stare concentrati, e ci sta pure. Ma per esempio ritorna sulla questione Ilary Blasi con Totti, dice: quando lei mi offese gratuitamente presi ancora più consapevolezza di quanto fossi un uomo fortunato ad avere al mio fianco una compagna molto intelligente. È una bella stoccata, ci riguarda? No, ovviamente non ci interessa. Ma volevo andare ancora più nel profondo, ringraziando Calcio Napoli 24, che ha estratto molte più frasi dal libro, insomma, la parte di Spalletti dove parla di noi, e c'è molto di più. Cioè, se noi ci vogliamo concentrare sul rapporto conflittuale, e vabbè, allora si scatena la polemica, e ovviamente chi deve difendere De Laurentiis, chi deve attaccare Spalletti, viceversa, chi deve attaccare De Laurentiis, chi si vuole difendere Spalletti, e si scatena la polemica. Però c'è anche un modo di raccontarla un po' più serena, un po' più tranquilla. Per esempio lui dice: ho chiuso con il passato, ma Napoli e i napoletani non saranno mai il mio passato. Ripete, ovviamente questa è la parte dove non volevo più sostenere il conflitto caratteriale con un imprenditore capace, a cui la città deve tanto, ma con un ego molto, forse troppo grande. Vedete che c'è un po' di carota, c'è un po' di zuccherino, c'è un po' di bastone di carota, insomma c'è un po' di tutto. Il presidente era quello che metteva la ceralacca sulle cose, su tutto, che certificava se una scelta era giusta o meno. Ero stanco di fare battaglie per ogni questione, che fosse dare una maglia ai giocatori che la chiedevano per i loro figli o il dover cambiare gli alberghi. Questa storia non ne abbiamo parlato quasi mai. Continuo per i motivi più disparati. Anche in questo il sultano sapeva sorprenderci, però qua vedi il suo amore per il Napoli, ritorna al discorso di prima, lo dimostrò quando cessò di commentare le formazioni. Questo già l'abbiamo letto. Vedi come la puoi leggere in maniera diversa. Se il presidente si fosse comportato diversamente sarei rimasto a Napoli. In ogni caso lo ringrazierò sempre per avermi permesso di allenare il Napoli. Telefonò il giorno dopo perché aveva programmato di farci atterrare all'aeroporto militare di Grazzanise anziché a Capodichino, e in questa telefonata ci chiese, da uomo educato qual è, come era andato il viaggio. Questa è la storia della lettera con la cosa, quindi non era una PEC, la famosa PEC. E qua c'è un passaggio che è un po' più profondo, che io vi ripeto spesso. Quando lui ripete sarebbe stato utile parlarsi, invece lui già a marzo disse ad un giornalista che sarei rimasto, forte della convinzione di potermi imporre la sua volontà. Quando io vi dico che le uscite poi pubbliche, ecco perché quando De Laurentiis ci regala silenzio è un bene per tutti, perché alcune uscite pubbliche per qualcuno possono non valere niente e quindi non se la legano al dito, per altri personaggi con caratteri diversi possono essere fondamentali. Per esempio, quando vi dicevo il fatto di Kvara, che sì, loro poi hanno provato a offrirgli il rinnovo con tempi diversi, nel frattempo però c'erano le dichiarazioni pubbliche contro Kvara che evidentemente hanno un peso per certi caratteri, per certe famiglie, perché poi Spalletti è un uomo fatto e finito che decide per sé. Kvara alle sue spalle c'ha una famiglia, c'ha l'entourage, è un ragazzo giovane che pensa solamente al calcio, e quindi la situazione è molto diversa. Lì devi soppesare quello che è il tuo interlocutore. Quando mi presentai ai ragazzi dissi che saremmo entrati nella storia solo con lo scudetto. Dopo il terzo posto del primo anno le premesse estive non erano però delle migliori, visto che perdemmo subito Ospina, Insigne, Koulibaly e Mer. Per Kalidou mi salei incatenato, i tifosi
Non erano tutti dalla nostra parte, ma io ero tranquillo. Avevo avuto delle ottime segnalazioni da amici russi per Kvaroli, ricordate che lui chiamò proprio gli amici russi per sapere, e mi fidavo ciecamente di Giuntoli. Lo stesso ADL era preoccupato e mi diceva: mister, mi faccia capire, lei ci fa prendere un coreano e un georgiano per rinforzare il Napoli? Ricordiamo che mentre diceva queste cose, lui poi nel racconto successivo ci ha detto che è Edo che ha trovato Kvara. Poi noi sappiamo che c'era Zaccardo alle spalle, che anche Micheli prima ancora di Giuntoli l'avevano visto, eccetera eccetera, quindi ognuno poi la racconta come vuole. Champions dissero che i miei giocatori festeggiarono per aver pescato il Milan, ma non fu così. La lesione muscolare di Osimhen fu un primo segnale negativo ed io non diedi il meglio di me nella gara di campionato che precedeva la doppia sfida. Quello 0-4, ascoltatemi bene, quello 0-4 ci fece venire in mente tanti dubbi e al contempo diede a loro molta fiducia. Forse ecco perché io ho portato avanti quella discussione per quanto riguarda no, l'Inter deve andare avanti così si stancano, l'Inter deve prendere una mazzata, perché se prende una mazzata forse possono perdere un po' di fiducia e può venire qualche dubbio. E in Champions non è successa, ma una mini mazzata è successa nella Coppa Italia con il Milan, e quindi là è avvenuto di nuovo la caduta degli dei con il controsorpasso. A Milano in Champions giocammo bene, ma perdemmo 1-0, al ritorno pareggiammo, anche se covavamo molta tensione. Per quasi tutti era la prima volta a quei livelli. Ancora oggi non mi posso spiegare il mancato rigore sullo Zan. Quando finì la gara la tristezza era enorme. Quando il sindaco mi ha concesso la cittadinanza mi ha cambiato geneticamente, dandomi una botta di orgoglio. A Napoli ho scoperto che la gioia più bella è quella che sai dare agli altri. Nessuno sa di essere felice come i napoletani. Si ha spesso l'idea di Napoli di una città che cerca sempre di prenderti qualcosa. Credo che per capire Napoli devi finirci dentro. All'inizio magari ti spaventi, ma poi è bellissima. È una città che vuole darti tutto ciò che ha e che non si tiene niente per sé, nel bene e nel male. A Napoli non sei mai in riserva, ti nutre a tempo pieno. E se vogliamo, queste frasi qua sono un po' anche le frasi che si è ritrovato a dire Conte all'inizio. Dice: io mi sono ritrovato per la prima volta nella mia vita ad avere senza aver dato nulla, cioè adesso io già sono in debito con i napoletani perché mi hanno dato prima che io dessi niente. E quindi, come vedete, se vogliamo raccontare le parole di Spalletti solamente per fare la polemica con De Laurentiis è un conto. Ma c'è anche questo, c'è anche il discorso per esempio delle cose sportive che ti possono togliere un po' di fiducia, c'è il discorso che tu puoi cominciare una stagione non nel migliore dei modi, anche con lo scetticismo generale, ed è chiaro, no? Ci toglievano dei pilastri, arrivavano giocatori nuovi e andò molto bene. Se vogliamo idem, siamo partiti con dei dubbi perché venivamo dal 10° posto, ma poi ci siamo messi in carreggiata, arrivano i nuovi acquisti a campionato iniziato e ci cominciamo a stringere intorno alla squadra. Come vedete, il racconto poi del calcio fatto dai signori del calcio ci può essere anche non polemico e ci può dare degli spunti per poi crescere magari la prossima volta. Ecco, spero che con Anghissà si stia facendo questo discorso qua, non una lettera, non una PEC che tu fai valere le tue clausole, un incontro, magari ecco abbiamo capito questo e evitiamo di fare gli stessi errori. E ci si può dividere perché, ve lo dico subito, comunque vada questa stagione, una riflessione sul mercato e sulla rosa secondo me va fatta profonda, perché non so quanti di questi giocatori possono continuare, anche della vecchia guardia, possono continuare a darti il 200%. Molti potrebbero essere spompati / appagati, speriamo appagati, e quindi tu devi fare un discorso che va al di là dei contratti, devi fare un discorso utile, serio, lungimirante, e capire dove separarsi e come rimpiazzare. Ad un certo punto proibì di pronunciare la parola scudetto in mia presenza e di isolarmi e vivere a Castelvolturno. Hermes era scioccato e mi disse: mister, ma davvero dorme su quel letto di M? Quel mio letto era diventato la mia trincea. Quando mi chiamò De Laurentiis ero entusiasta perché volevo tornare ad allenare dopo 2 anni di pausa che erano troppi. Il mio lavoro mi piace tantissimo. ADL si presentò con un'aria furbetta, quasi paraculesca, ma sapeva leggere nella mente delle persone. Il suo era un vero dono.
aiutano De Laurentiis nella stesura dei contratti dà il meglio di sé, soprattutto nelle clausole, con quelle ti strangola come un pitone, è un genio. Con lui le condizioni contrattuali valgono nell'universo, ricordate la discussione dell'universo in tutto il mondo e oltre il mondo conosciuto, vale anche se poi si fanno le squadre su Marte e valgono anche lì le clausole. Non ce l'avrei mai fatta senza un gruppo di veri professionisti. Onestamente devo ringraziare chi giocava meno, quando ci dicono la stessa squadra lo scudetto, Spalletti ringrazia Elmas, Raspadori, Simeone, Demme, che con me non giocò quasi mai mentre nella precedente gestione era un perno, e pensare che molti le chiamavano riserve, noi sappiamo erano i titolari degli altri minuti anche quando poi non giocava. L'azione manifesto per me è stata quella contro il Sassuolo, quando una banda di assatanati rientra in massa dopo un angolo battuto male. In quella corsa c'è il concetto di squadra dove tutti si sbattono. E finisce qua, perché Conte ha avuto a disposizione l'intero Napoli solo in 4 delle 35 gare disputate, quindi obbligo scuffetto. Insomma, io spero che non si vorrà fare polemica. Vabbè, le ho lette già alcune cose, come per esempio la polemica, ma se poi vinciamo la medaglia a Kvar si deve dare o no? Ma vogliamo... ma vogliamo vincere prima invece di porci questi problemi qua? E io ripeto, secondo me queste dichiarazioni non fanno cambiare idea a nessuno. Cioè, se uno aveva un'idea prima ce l'ha uguale, perché non c'è nessuna rivelazione straordinaria che non sapeva. L'unica cosa è la lettera scritta a mano e non via email, è l'unica cosa che forse sappiamo di diverso, ma non c'è altro. Quindi, come vedete, se poi si vuole andare a prendere la notizia nell'interezza, magari si fa meno polemica e si fa semplicemente cronaca, che poi l'uscita di un libro che non riguarda solo noi, non è Spalletti vi parlo di Napoli e lo fai uscire il 6 maggio quando ci stiamo lottando lo scudetto. No, Spalletti, la sua autobiografia che si chiama Quanta fatica, e poi richiama pure un po' l'ama fatica. Il paradiso esiste, ma quanta fatica, ama fatica. Ma lui parla della Roma, della Nazionale, dell'Inter, eccetera eccetera. Non esistiamo solo noi, tant'è vero che io stasera la partita della Champions addirittura me la guardo. E Thuram titolare, quando poi questa cosa vediamo, ovviamente non ne posso parlare finché non si approfondisce la storia. Ben sta girando, però sta girando in un modo forse non precisissimo, e io la vedo con un punto di vista estero, non quel punto di vista italiano che molto spesso su queste cose qua poi dopo tende a giustificare, a trovare altre cose. Mi riservo il diritto di aspettare un attimo per quanto riguarda la Thuram. Spero che se ne parli, che se ne parli. Vi dico solo che se fosse un'azienda con base qui in America, tu non avresti proprio la possibilità di ignorarla la cosa, la devi addressare. You have to address it and you have to step back. In teoria tu lo allontani un attimo, poi fai le tue indagini eccetera eccetera, ti dissoci, prendi le distanze e poi se poi scopri che è tutto montato e che è tutto falso, reintegri e dici è tutto a posto. Se invece si scopre che alla fine è tutto vero, e dovresti prendere dei provvedimenti, altrimenti sei associato in quanto datore di lavoro all'atto. E questo poi il problema è quello, è quando i tifosi, se tu sei tifoso dell'Inter difendi eccetera eccetera, il tifoso del Milan, della Juve, del Napoli attaccano, e no, bisognerebbe attaccare non perché siamo tifosi di altre squadre, ma perché certe cose non sono ammissibili nel mondo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo dopo, che dite? Guardiamo la partita per vedere una partita di calcio, non per altro, perché non ci interessa. I like.